Andrea Marongiu, mister del Carbonia, intanto ben ritrovato dopo la parentesi alla Montepone Iglesias, dove tra l'altro hai disputato un grandissimo campionato, i miei complimenti, nella scorsa stagione. Grazie, grazie a voi e ben ritrovati. Insomma Andrea, siamo alla vigilia ormai dell'inizio di questa stagione targata 2019-2020, un passaggio del turno per quanto riguarda la Coppa Italia, vincendo benissimo sia la partita d'andata che la partita di ritorno, con 7 gol di scarto alla formazione che nella scorsa stagione, ricordiamo, aveva vinto proprio il campionato di promozione, la San Marco a Semini. Insomma, buoni presupposti per questo inizio di stagione. Sì, siamo partiti molto bene, non è mai facile iniziare. Giocavamo con una squadra neopromossa che aveva cambiato diversi giocatori, però come ho detto dall'inizio non è facile iniziare bene, poi c'erano molte aspettative, invece la squadra si è comportata bene sia fuori casa che in casa, disputando due ottime partite, non mettendo mai in discussione il risultato. Ecco Andrea, per quanto riguarda la tua squadra, quest'anno insomma la società mi pare che abbia fatto le cose in grande, anche se naturalmente i dirigenti molto esperti dicono che bisogna stare sempre con i piedi per terra, il campionato eccellenza non è un campionato facile, ci sono altre formazioni, proprio la Nuorese che affronterai domenica, che si dice insomma è la squadra da battere. Come vedi questo campionato? Per quanto ci riguarda abbiamo sicuramente un'ottima squadra fatta di elementi che hanno già calcato piazze importanti, campionati importanti. Come hanno detto i dirigenti, ma lo sosteniamo tutti, bisogna vedere ora cosa hanno fatto le altre squadre, perché non siamo da soli. La Nuorese che domenica incontreremo ha fatto un'ottima squadra, Zifuri lo stesso, molti giocatori che l'anno scorso ha disputato un grosso campionato si sono spostati un po' alla Zifuri, un po' alla Nuorese, e poi ci sono le squadre che possono essere sorprese, secondo me non tanto più per i punti, Sese, la stessa Taroro che ha 17 anni fa le eccellenze, quindi una squadra esperta, quindi vediamo che campionato sarà. Per domenica sicuramente incontreremo la squadra più accreditata in questo momento, che è la Nuorese, vediamo che pasta siamo fatti da subito. Ecco, il Carbonia è una società gloriosa per quanto riguarda l'intera Sardegna, manca ormai da tanti anni ai palcoscenici importanti a carattere interregionale. Secondo te, insomma, inizia un nuovo percorso da questa stagione per il Carbonia? Ci sono tutti i presupposti, una crescita societaria, tecnica, quindi parco giocatori, vediamo, abbiamo detto prima, bisogna vedere che campionato faremo. Sicuramente cercheremo e dovremo sicuramente disputare un campionato dai primi posti, poi sperando che si possa poi un domani oppure un dopodomani salire interregionale, perché la piazza Carbonia è una piazza importante, non lo dico perché io sono allenatore adesso, ma perché è una vita che ha fatto la C, è stato in campionati importanti, ha fatto la D per anni, sono passati tanti giocatori, tanti allenatori molto bravi, e quindi la piazza meriterebbe nuovamente delle platee importanti. Allora, intanto i nostri in bocca al lupo per quanto riguarda la nostra emittente per l'esordio di domenica, ci vedremo certamente lungo la stagione. Grazie a voi, alla prossima. Ciao Andrea.